Ci troviamo alla chiesa dell'Annunziata, che è il punto di partenza dell'itinerario che è stato designato per le persone con disabilità. Questo itinerario è sostanzialmente la metà dell'anello classico di Susegana, che fa parte della rete dei 400 km del territorio UNESCO. È un cammino in miniatura perché oltretutto è in linea, quindi c'è un inizio e la fine che non coincidono, non si chiude ad anello, e presenta le medesime caratteristiche che vediamo nel cammino dell'UNESCO, quindi la parte storica, perché abbiamo due castelli, uno del 1100 che è il castello di Collalto, uno del 1300 che è questo qui vicino del castello di San Salvatore, quindi abbiamo la possibilità di vedere dei siti culturali di grande eccellenza. Abbiamo la parte religiosa, qui appunto la chiesa dell'Annunziata, ma anche il capitello della Beata Giuliana di Collalto lungo il percorso vicino al Col della Tombola. Col della Tombola che richiama anche la Grande Guerra, perché qui abbiamo appunto anche queste caratteristiche storiche legate a quel periodo. E poi la parte paesaggistica, che è la cosa più importante. Abbiamo la possibilità di vedere le caratteristiche delle colline, la dorsale prealpina in tutta la sua interezza. A sinistra vediamo il Piave e a destra le case collaltine, che sono un'altra chicca di questo bellissimo territorio.